sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La verità non fa male. Andò. E il dubbio, l'incertezza che tormenta l'anima. Nella vita e nella morte ci sono le cose vere e le cose supposte. Vero, vero. Le cose vere mettiamole da parte. Ma le supposte? Le supposte dove le mettiamo? Direi che per il momento abbandoniamo le sue. E tra le cose vere e le cose supposte si muove con una maestria ineguagliabile per la sua fantastica rassegna stampa Antonino Danna, che mi spalleggia in questa operazione medico-informativa che si intitola appunto la supposta del giorno o le supposte del giorno, perché a furia di osservare, leggere, confrontare, come fa Antonino con la sua rassegna stampa, ti nasce una supposta, no? Cioè una supposizione. Oggi quali supposte ti si sono elaborate in corpo, Antonino? Ma intanto 200 euro sotto il lavandino in bagno anche per te, visto che esalti così tanto la mia rassegna stampa. Detto ciò, buongiorno, ben trovato. Ma la cosa che più mi colpisce, le cose vere e le cose supposte. Sì, per carità, stamattina tutti appresso allo sgombero del Leoncavallo, manco fosse l'evento dell'anno. Io credo che invece la notizia più interessante, perché credo che la politica si faccia per programmi, l'amministrazione si faccia per programmi e non per slogan, credo che la notizia vera sia sulla prima pagina del Quotidiano di Sicilia, che in maniera veramente impietosa pubblica uno studio mediante il quale spiega chiaramente che il divario tra il Mezzogiorno e il Nord Italia, per quanto riguarda la ricchezza prodotta, è un divario ormai incolmabile, tanto che il settentrione d'Italia viene definito come irraggiungibile. Cioè il quartetto di testa sono Lombardia, che fa reparto a sé per crescita del PIL, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Ecco, queste sono forse le cose di cui ci dovremmo occupare quest'oggi, anziché andare appresso al pifferaio magico che propone il reddito di cittadinanza in tutte le regioni d'Italia. Ma quale reddito? Qui c'è da lavorare, altro che reddito. E peraltro diciamo questa cosa qui che è una cosa storica, la questione meridionale, chiamiamola così Sì. per capirci, no? Perché è perfino diciamo irritante ormai secondo me pronunciare questa formula, questa locuzione. Però per capirci la chiamiamo così. Questa cosa qui è ignorata completamente, mi pare, da Esatto. tutti, nessuno escluso. O Non sbaglio? solo viene ignorata, ma la cosa più drammatica è che qualcuno invece ci rimesta pure perché ne trae fonte per generare assistenzialismo, per tenere il meridione d'Italia in condizioni ovviamente di arretratezza, che non è tanto l'arretratezza dello sviluppo che delle autostrade, quello che vuoi tu, è un'arretratezza proprio socioculturale, perché l'idea di fondo è che se non arriva lo Stato con il suo gran paio di tette al quale ci dobbiamo attaccare tutti, non ce la faremo mai, mai, mai. E questo è orribile. No, Antonino, È io orribile. dopo 30 anni di Radio Padania, peraltro Mm. libera, mi son fatto una chiara opinione, no, e a parte il fatto che se tu queste cose le dici da Radio Padania Libera, sei sempre catalogato da 30 anni a questa parte come un bifolco, un cretino, un Vabbè. secessionista, un deficiente, eccetera. Invece il problema strutturale, tant'è vero che non ho bisogno di trincerarmi dietro il libro di Luca Ricolfi, no, che è un analista fine che queste analisi tali e no. quali le ha fatte nei suoi libri, uno in Come no. particolare, no? Il sacco del Nord. Comunque, al di là di questo, siccome sono dati oggettivi sui quali ci si dovrebbe confrontare, a me mi pare invece che le cose stanno un po' come ieri, dicevamo, che Sì, vada esatto. bene così a tanti, no? Va bene così a tanti, perché alla fine tu comunque la sussistenza ce l'hai, i trasferimenti ce li hai, le mafie che ti fanno lavorare, bene o male, ce le hai, che te manca? Costa meno Niente. costa meno la vita e quindi chi te lo fa fare di romperti le palle a cambiare la situazione? Cambiare la situazione è difficile perché poi devi uscire da certi equilibri consolidati. Secondo me è un gioco che intelligentemente anche le popolazioni arretrate, tra virgolette, delle zone arretrate, che poi non lo sono, perché in realtà sopravvivono dignitosissimamente a modo loro. Tu dicevi è un problema socioculturale e fin lì ci siamo. Non è certamente un problema socio-economico, perché la povertà in questo paese esiste in maniera molto limitata per sacche che si trovano benissimo anche nelle grandi città del nord, quindi non è quello il Come no. punto secondo me.
Il punto è che alla fine è un equilibrio che conviene a tanti, alla stragrande maggioranza, perciò non si cambia. Che motivo c'è di cambiare? E non mi Sì, stupirei ma affatto se il tuo amico Tridico vincesse le elezioni sulla base della proposta del reddito di cittadinanza. Non mi stupirei per niente, ma non considererei nemmeno stupidi coloro che lo votano. Li considererei a loro modo intelligenti, pragmatici, realisti, no? beh, allora scusami, io, Gianni Macheda, che come tu conosci è valente caporedattore di Italia Oggi ed è di Reggio Calabria, e orde di meridionali che ce ne siamo dovuti venire qua a lavorare a costruirci un futuro, sostanzialmente siamo tutti degli stronzi, non abbiamo capito No, niente della no, vita. siete persone intelligentissime che hanno fatto un'altra scelta, ma che è meno comoda se vuoi, no? Quindi ancora più coraggiose, ancora più stimabili. Però, voglio dire, io capisco perfettamente anche quegli altri che ci stanno, che si adeguano. No, Beh, allora sai, non so se mi hai capito, Antonino, non è... sì, sì, per carità, E lo comprendo. dico senza alcuna ombra di moralismo e di giudizio, eh. Ma lo Per- so, lo eh. so, lo so Giulio, ci mancherebbe, però sai, è che siccome questo è il periodo su cui poi sui giornali calabresi spunta sempre la lettera del fuorisede o della mamma del fuorisede, Sì, perché sì. poi io odio questo familismo morale, mi fa veramente girare le scatole. Io non tollero davvero questo familismo morale della mamma del fuorisede che scrive, ecco, ti ho accompagnato con la tua valigia a prendere il treno per andare a Roma, per andare a Milano, questo nord che ci ruba i figli perché il sud è stato perennemente spogliato dal 1860. Ma che Mm. cazzo state dicendo? Scusa, se mi esprimo così. No, Antonino. 40 anni di cassa del mezzogiorno, ancora stiamo a parlare del sud che è stato Comunque, al di spogliato. là di tutto, io, questa supposta che ci hai dato oggi per me è molto interessante perché trovo anche molto coraggioso e bello e interessante ciò che il quotidiano di Sicilia ha messo in prima pagina. Onore al merito, come si dice. Decisamente, Mm. decisamente. L'altra supposta, Mm. vabbè, la questione insomma della liberazione del Leoncavallo, speriamo che vengano sgomberati Che roba tutti, bolsa, Antonino, che roba sì, bolsa, appunto. vecchia, stantia. Cioè, lasciali, mi verrebbe da dire, sarebbe molto bello se questi qui si trovassero tra di loro, nel salottino loro, a casa loro, nei circolini loro, a cantarsela tra di loro, perché questa roba qui è di un bolso e di un vecchio che veramente, hai ragione te, ma non è una notizia questa roba qua, è una notizia che si siano voluti 133 sgomberi per farne uno. Sì, ma io non posso accettare che un quotidiano come il Corriere della Sera dia come prima notizia questa cosa a Vabbè. pagina 2-3. Cazzo, hanno preso a Rimini l'ucraino sospettato di aver fatto saltare per aria il Nord Stream Ma 2, il capo del lì comando. devi star zitto perché come coi vaccini non bisogna parlare. Vabbè, Eh. però io vorrei ricordare che era stato Carlo Cambi proprio in una puntata di Zoom durante l'ufficio Cambi e ammetto di avergli risposto in maniera perplessa, ma lo voglio dire, glielo riconosco, lo saluto e lo abbraccio. È stato il nostro Carlo a dirlo proprio chiaramente. Cioè, secondo me non è una roba russa, questa è roba che devono aver fatto gli ucraini. Vabbè. Ammetto che lì per lì io ero rimasto così, però A livello siccome Carlo logico, Cambi ha un cervello che fa 20.000 giri al minuto, a differenza del mio, evidentemente lui aveva subodorato bene. vabbè, Altra cosa, dimmi, abbiamo dimmi. la terza supposta qua. Sì, 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 abbiamo anche la terza supposta, ma qua noi ne abbiamo per tutti. La terza supposta, la questione inerente all'assalto a Gaza, però qui siamo veramente al suppostone Mm. con annessa lavanda gastrica, perché io ieri ho avuto una lunga conversazione con il professor Michael Milstein, che è un analista israeliano, lui lavora per il Moshe Dayan Center a Tel Aviv, è un ricercatore dell'Università di Tel Aviv, è anche un ufficiale in congedo, un ufficiale della riserva delle forze armate israeliane, quindi l'uomo quando apre bocca sa quello che dice. E ti dico la verità, io nel leggere Netanyahu che dice distruggeremo completamente Hamas e Mm. libereremo gli ostaggi, mi rendo conto che forse ha ragione lui, e lo sentirete nell'intervista alle 12:40 quest'oggi, quando mi dice, amico mio, guarda che qua in realtà la questione è che Israele si trova davanti a una scelta. O radere al suolo Gaza e distruggere Hamas, oppure condurre un negoziato e ottenere la liberazione degli ostaggi. Tutte e due le cose assieme non si possono ottenere e soprattutto quello che lui dice,
Il rischio è che che Israele si vada a impantanare per anni con un costo assurdo. Guarda, Antonino, in un Vietnam locale. allora è da non perdere questa conversazione, perché alle 12:40 hai detto, giusto, qui su Radio Sì, Libertà. dura 28 minuti. Io ovviamente ve la tradurrò dall'inglese, perché abbiamo parlato ovviamente in inglese, ma io ho qua tutto lo sbobbinato, per cui Sveva manderà la parte in inglese, poi ci fermeremo e io vi leggerò la traduzione grazie per italiana. questa anticipazione, perché ci consentirà, credo, di capire meglio una cosa che io metto in questi termini. Se Israele finalmente riesce a sradicare quel cancro terroristico mafioso di Hamas, fa un'operazione di pulizia che va a beneficio di tanti, non solo di dobbiamo Israele. ringraziarlo nei secoli che verranno, questo è poco Anche ma sicuro. perché averla tollerata ha portato dal 2005 a oggi a quello che è successo nel 23, che era solo un assaggio, era un assaggio, e di fondo c'è la questione fondamentale: Israele non deve esistere per questi qui, punto. Appunto. Quindi tu come fai a ragionare con questi? Non puoi, li devi eliminare, secondo me. Comunque, anche secondo me. allora, grazie Un'ultima Antonino. cosa, Dimmi, un'ultima quattro cosa, supposte, ma te sei proprio esagerato. Sei un medico che esagera con le cure. Mio caro, l'ultima cosa che vi dico per quanto riguarda le supposte, si parla tanto, un nostro ascoltatore, insomma, voleva capire perché Gino D'Aostia sottolineava il disimpegno degli americani dall'Europa, dalle nostre vicende. Dopo il colloquio con il dottor Milstein avremo un colloquio con Franco Bechis, il direttore di Open, che ha scritto questo libro su J.D. Vance, quindi racconteremo il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, che non sta mai molto calmo e che soprattutto aspira a sostituire Trump nel 2028. Quindi anche questo sarà molto interessante. Molto interessante, mezzogiorno di fuoco, diciamo così, da lì in avanti. Decisamente, per cui vi aspetto numerosi. Grazie, buon lavoro, caro grazie Giulio. Antonino. Adesso andiamo ai due mafiosi, Franco e Ciccio, e poi a Onda Libera. Ciao Antonino. Ciccio, suppone che tu fossi al posto suo, che faresti? Io non suppongo, guardo la realtà, alle cose vere. D'accordo, ma un po' di fantasia ci vuole. Vedi, nella vita ci sono le cose vere e le cose supposte. Le cose vere le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?